davanti all'edicola di Mister Piero Gattò, la chiede niente. E Salvatore. Benissimo, siamo mancati venerdì, avevamo veramente tante carte da pelare perché, signori, insomma, stiamo diventando ricchi, noi ve lo diciamo, perché ormai siamo troppo famosi, Piero, ci chiamano ovunque. No, a parte gli scherzi, ci siamo messi a lavorare perché questa Ci siamo messi a lavorare. Oh, non abbiamo fatto niente, vabbè. per loro, che sanno quello che Vabbè, vai, che cosa abbiamo fatto? Fammi vedere che cosa abbiamo fatto. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto che l'edicola, tanto che non era online, potevate trovarla nei vostri campi di calcio preferiti e noi siamo stati presenti nelle alcune partite, anzi forse le più importanti. No, vabbè. Comunque, quelle che ci interessavano di più, insomma, siamo più amici. Dove abbiamo trovato Abbiamo trovato la disponibilità. Volevo fare il foglio. Partiamo da sabato con il Monreale. Facciamo vedere perché sopra la slide. Dietro. I nostri partner all'interno. No. Superfoglio di Monreale, Superfoglio di Campofranco, bellissimo, cose di capriccio, veramente giriamo così, facciamo pure il marchettone, chi se ne frega, tanto siamo tipo i grandi dell'Alcamo, grande Alcamo, cattivi il titolone, che infatti Piero Gatto e Salvo Sorgi che ti rompono le scatole anche a livello cartaceo adesso. Quindi, così vi drogate, siamo indispensabili, ci inviterete anche a Natale con le vostre famiglie a mangiare perché senza di noi non potete stare. Piero, allora, oggi parliamo di arte contemporanea, mi sentia parliamo di arte ci sono cose serie, che tu batti, Salvo. Ho finito di fare poco fa un comizio dai, ci sono cose serie, dai. Sì, cose serie come il 6-0 della Leonforte ma per favore Piero, ma ancora. Poi ho sentito che il presidente Buscemi a Mattano non c'era aperto la strada e non c'era riuscito ad andare. Banco Fiat, giù. Allora io sono squalificato, ma se mica mi vengo sotto falso nome. Ti giuro, vengo. Non ci posso andare, tanto lo stesso non ha aperto la stessa, noi facciamo la partita. San Sebastiano non si presenta, è un'eccellenza, l'ho detto, prima 7, poi non c'è la macchina, o non c'è più manca la squadra. Ma non me la posso fare, se io mi faccio una partita anche se sono squalificato con loro, tanto per giocare. Intanto tu ci sta sicuro, si vede le scene. Dai, quindi inutile, saltiamo Leonfortese Polvere, è inizio, primo set. I ragazzi dai, possono tenere, insomma, ma una squadra come la Polvere non puoi andare a... però quantomeno si presenta, insomma, dai. Ecco, io premio la Folgore perché si presenta, fai fare quel poco di incasso anche alla squadra, perché non è che se tu consumato vuoi rovinare, però il Mazzara si faceva il suo piccolo incasso, si faceva la partita, onori il calcio, invece tipo terza categoria, con la macchina, cambiate sport, andatemi il resto. Quindi allora Leonfortese, che comunque bisogna dire che prima alla grande... c'è stato qualcuno in tempi non sospetti che disse la Leonfortese sarà in testa, ma quando è mia, confermo, perché la Leonfortese ha una struttura, ha un campo, ha un buon allenatore, un buon direttore, ha un buon organico, però ancora non è detto. Non è detto nulla. Però sono contento che... l'importante è che dicevo sempre che chi sale va a fare figura. Certo, onestamente abbiamo fatto il foglio ad Alcamo e vorrei partire da questa partita. Di Alcamo di Vedamarmi? Alcamo di Vedamarmi, io allora ho fatto dei conticini, perché io ho sentito un po' qualcuno, anche per sapere come è andato il foglio, benissimo, che c'è almeno più di 500 persone, quindi il foglio è andato a ruba, addirittura qualcuno non l'ha avuto, quindi 1000 copie sono sparite, quindi bene così, però mi dicevano che un atteggiamento strano da parte del Rivera Marmi, cioè un Rivera Marmi che va ad Alcamo a non giocare, a perdere tempo, proprio andare ad Alcamo a prendersi il punto. Allora io dico, ma scusa, ma che se ne fa il Rivera Marmi del punto? Perché io dico, vai ad Alcamo, vai a giocare la partita, la puoi vincere, la puoi perdere, perché adesso
sì, vai a caccia dell'ultimo posto dei playoff. No, per me non lo so. Ma no, ce la può fare, ce la può fare. Però c'è sempre il Lezzera di Falco, c'è il Marsala che ormai ha acchiappato, non penso che te lo lascia più sfuggire. Quindi questo punto che ti sei andato a prendere all'Arcamo, secondo me non hai fatto altro che dominare il campionato all'Arcamo, perché o te la vai a giocare e vinci, perché il Riveramani può andare a vincere l'Arcamo, oppure che cosa? Vai lì a prenderti il punto, ma... Però da quando sono venuti qui a perdere con la Parma con la innesta volata c'è stato cioè mi è sembrato un po'... Sì, ma ragazzi, quando tu incontri una Parma, incontri un Arcamo, incontri squadre, non è che stai incontrando... quindi ma quando tu vai a non giocare, a non giocartela, perché così mi hanno riferito, o anche altri che mi hanno riferito male, però chi me l'ha detto non credo che mi dica delle cavolate, a non giocartela e te ne vai via col punticino che secondo me non ti serve, secondo me il Riviera doveva andarsela a giocare a testa alta, potevi perdere, potevi vincere, però il punticino secondo me ostacola il cammino dell'Alcamo e quindi giustamente ne ha approfittato la Leofortese che adesso ha 3 lunghezze di distanza. Comunque ripeto, ancora non c'è niente perché l'Alcamo è lì, perché 3 punti c'è lo scontro diretto, quindi ancora non c'è nulla, però peccato, perché l'Alcamo comunque ha fatto una buona gara. Ma nelle ultime 2 gare ricordiamo che però invece cioè, ne dovevano prendere sulla carta 6. L'Alcamo. Sulla carta c'è stato qualcuno che diceva con questi 6 punti, con questi 6 punti, con questi 6 punti. No ragazzi. E invece ne ha presi 2. No, perché dimentichiamo che è venuto a giocare qui con la Parma, ma ha preso per i capelli un pari, sì, che poi poteva anche vincere, però l'ha preso per i capelli. Sì, no, però per i capelli. se il Gambino mette la palla dentro. Infatti dico, al tempo scorso l'ha preso per i capelli con questo pareggio che poteva anche uscire con lo Stafrotte. Attenzione. Poi giocando in casa questa squadra non si esprime come si sa, perché il Catella sappiamo che è in condizioni pietose, quindi giocare in quel campo una squadra forte e gagliarda come l'Arcamo e non è che è avvantaggiata, cioè la squadra gioca meglio fuori casa che in casa, quindi comunque ragazzi teniamo duro, sono tutte 3 partite, giocatelo alla fine, io faccio tifo per tutti, ormai col fuori sono parlato. Ormai sì. Però vi bastano uguale, attenzione, perché comunque avete perso una grossa occasione, quindi potete dire quello che volete, a te da vedere avete perso una grossa occasione. Allora, io adesso passerei, no, io me la voglio lasciare per ultimo. La partiamo ora. Dai, va bene, ok. Facciamo Piero Gatto è andato a Campofranco per motivi di lavoro del Foglio. Mamma, no, guarda, ci sei andato comunque. Dai, allora, intanto dobbiamo, ormai è d'obbligo, da parte di Salvo Soccia e Piero Gatto, salutare tutti i tifosi del Campofranco, perché ci seguono in parte. E soprattutto le tifose del Campofranco. Le tifose Claudia, giusto Claudia? Insomma, Claudia, ho detto che la salutavo, la devo salutare. Ah, ok. Quindi ciao, perché hai detto che siamo simpatici, e quindi ciao. Andiamo avanti. Ma che sei con... Ti sei intimidito? Di che cosa? Ma non lo so. No, non mi ricordo se si chiama Claudia. E infatti ho detto, dobbiamo tutte le Ma tifose. tutte le tifose, allora la salutiamo perché sappiamo che c'è questo figlio. Allora comunque dai. Quindi Campofranco, Parma, però Campofranco, ma che mi contiene? Ora, parliamo il fuori, per carità. C'è un Campofranco così brutto, non lo vedevo da sempre, perché il Campofranco l'ho conosciuto in eccellenza, spettacolare, e non l'ho mai visto così brutto, mai. Ieri ho visto una situazione veramente imbarazzante, proprio la parola giusta è imbarazzante, perché a parte lasciamo è passato in vantaggio con, diciamo sempre che la qualità è qualità, quindi quando la palla va nei piedi a che si chiama Giuseppe, ma Conciato era in panchina. Conciato in panchina. Olè, Conciato in panchina, olè, lasciamo perdere, quindi quando la palla va a un giocatore come Polito, velocità, eccellenza, Polito ieri ha preso una traversa, ha fatto 2 tiri, è stato veramente il migliore del Campofranco. E quando poi abbiamo visto degli ottimi giovani da parte Però dove ti piace il Giovenco? no, c'è Giovenco e c'è anche
altri ragazzi che si sono veramente distinti. E quindi ma quelli che era il punto di forza del Campofranco, che erano i vari Marino e Daniele Di Maria, l'ho visto un po' fuori condizione, anche perché comunque ho saputo che la squadra si è allenata poco. Quindi quando la squadra si allena poco, giustamente ma poi col primo caldo, le prestazioni giustamente vai a fare, hai veramente dei problemi a fare bene. Si fa fatica, quindi, grossa fatica. Quindi rischi pure di offendere giocatori come Di Maria, che è veramente un grande, però ha fatto una brutta prestazione e purtroppo si è preso anche delle ingiuste, perché Di Maria c'è stata una polemica anche con il pubblico, una brutta cosa, che il pubblico ha preso di mira Di Maria, che ha sbagliato due cosette, però bisogna mettere pure che insomma, giocava da solo, c'è una squadra che non c'è più, una squadra che attivamente il secondo tempo si è seduta, e quindi di conseguenza che è successo? Che la Palma sta bene, involata alla grande, è sembrata una partitella del giovedì, cioè non sai se fare 5, 6, sì, brutta, e poi è entrato che non faceva 3 gol, forse da quando era in pasta. Allora, se noi andiamo alla Palma, la Palma ha ritrovato questo Ike che lo deve dare meriti a Castronovo, perché l'ho fatto curare, e quindi l'ha fatto curare si è comportato come si deve comportare una società normale, perché tu prendi un giocatore, pigli degli impegni, perché se è un impegno ed è rotto, e allora uno mi dice, tu mi prendi per il culo, allora vattene a casa. Invece la Palma ha fatto curare Ike, cosa che non succedeva da un po' di tempo, e Ike lo ha ripagato con questa bellissima prestazione. Quindi 3 gol da parte di questo ottimo giocatore, un allenamento della Palma, che era passato il vantaggio, però non aveva mai dato l'impressione di subire il campo nella maniera perché comunque il ritmo era lento, si giocava tranquillamente, quindi brutto Campofranco. Ottima come sempre l'accoglienza di questo splendido pubblico che c'è a Campofranco, era uno splendido pubblico, a parte uno che è uscito pazzo che volevano uccidere, no, avranno paura che si sa che non si sa, ragazzi, a 40 punti siete salvi, andate tranquilli, parola del medicolo e del fuori, quindi andate tranquilli. Comunque ragazzi, prossimo anno abbiamo il campo, voglio vedere un Campofranco veramente come ci ha abituato a fare in questo però posso dare un suggerimento, forse dopo 3 anni un ciclo si è interrotto, sarebbe il caso di ricominciare con delle basi, delle basi solide diverse per l'anno venturo, quindi perché un ciclo secondo me si è estinto in questo momento. È una mia considerazione personale da chi ha ammirato il Campofranco, chi ci ha perso contro il Campofranco, quando il Campofranco ha giocato bene e quindi è stato sempre è un ciclo che inizia da avversario sto parlando, quindi non è che da avversario vi posso dire che per me un ciclo si è concluso. Infatti comunque bisogna ricostruire tutto dalle basi, dalle fondamenta, perché anche l'anno scorso era in fase di no, l'anno scorso hanno veduto il meglio tutti e poi il cielo, adesso si deve ricominciare. È giusto pure di ricominciare. Ma dovete anche essere voi tifosi a capire. E infatti, adesso invece dove ci spostiamo? Ci spostiamo a San Cataldo. Davide Campofranco! Allora, ma è possibile mai che andate a rompere le scatole con la Parma e poi a bastonate pure la tua moglie? Allora, tanto domenica Davide hai una partita, quindi o vinci
Payout. O ti vai a fare i payout, e se vai nei payout sono cavoli, quindi hai fatto una splendida partita contro la Parma, dei disgraziato, perché ti sei preso te li ho pure benedetti, non vinci più, un punto lo metti più, quindi attenzione. Ma non facciamo perché siccome adesso San Carlandese pure ha giocato male toccando il pallone. No, è giusto, non è che allora, Davide, ti è piaciuto la San Carlandese come gioco? Ti è piaciuto? No, perché 5 gol. Quindi allora, la manita della San Carlandese, la manita. Ora ti provochiamo per darti una scossa, così ci dai una bella risposta domenica, se no si è consumato. No, più che altro perché in questo momento c'è una visione chiara dei play-out che è Rocca Raffatali e Mazzara Propavara, quindi onestamente ci dobbiamo dividere, non la facciano uno sabato e una domenica, infatti, che poi c'è anche i playoff, comunque, però ragazzi, complimenti alla San Carlandese, perché comunque la San Carlandese sta facendo un fine campionato abbastanza la San Carlandese è un'altra squadra rispetto a quella generale. Sì, la seguiamo già da un po', quindi si sta facendo veramente un bel girone di ritorno e quindi lo avremo qua domenica alla Parma, quindi c'è che è il mare. E quindi comunque complimenti alla San Carlandese, veramente. Raffatele di Mimmo Bellomo viene travolto dal Marsala, che ormai penso che dai playoff non esce più. No, vabbè, dai, Mimmo... erano due forze assolutamente impari che si scontravano. Mimmo prende tutto quello che può prendere perché è un fattore di orgoglio, perché Mimmo è orgoglioso, però è stato un altro anno come quelli che negli ultimi anni purtroppo ha sempre fatto questo tipo di campionato, quindi non molla niente, comunque Mimmo è uno che ti può perdere con tutti e ti può vincere con tutti. Domenica va a Sera di Falco e chi si può giocare il titolo, non guarda in faccia, un calendario, non guarda in faccia, però diciamo che ormai la dai playout. Puoi sperare che cosa? Non lo so, perché non ci credo. In questo momento io non lo so, non ci credo, perché il calendario pure è brutto, brutto, e qualche occasione precedentemente che domenica fa l'ha sprecata, perché partita doveva portare a casa, non c'è riuscito, e ha perso punti importanti, veramente importanti. Il Super Derbone, mamma mia che bello, però che belli i colori di questa partita. Quando vinci più, cavolo. A maggio. Il giorno di ritorno sei in zona di processione, No, pensa agli articoli del Diocesi di Sicilia quando facevamo da aprile a maggio, ora la maggio il giorno di ritorno c'è stato proprio un calo di questa... Profondo rosso. Allora, troppo splendido è stato il Camat, cioè l'andata è stata una cosa favolosa. Ritorno, ragazzi, però gli hanno dato pure un gol, hanno avuto diverse occasioni, cioè questo lo devi mettere, la partita delle giocate... Tanto gliel'hanno tirata con questa fortuna, che il suo 18 questo non aveva. Sì, ma sai come si consuma lui? Dicendo alla facciata. Alla facciata. Là ti sei fregato, cioè io ti stimo, mister, veramente ti stimo tantissimo, però alla facciata secondo me... E Cristo dai sta facendo fare. E stai facendo fare, veramente. Non sai chi era la facciata? Mimmo Ballò. No, ma perché? Mimmo Ballò! Ma se ti vogliono bene! È nato appena vinto. Vabbè, ma che... Allora, vogliono bene, non ci credo. No, però Picciottina, qui tu non avevi più una. Comunque lei... O si tagliò i capelli e fa come il Sansone, la fortuna loro. Non so. Il Sansone, la forza. Forse ti sei tagliato i capelli. Però il San Giovanni, che bella prestazione, dai. Per il San Giovanni, San Giovanni è Cammarata. Guarda, vincere fuori casa veramente. C'è gente, San Giovanni è Cammarata, c'è gente in famiglia che per questo partito non si parla. Quel giorno padre e figlio, no, tu me ne non sapere. Marito e moglie, vattene
e poi si fanno fare altre partite. No, è vero. Cioè cose incredibili, un derby spettacolare, quindi complimenti a tutte e due. Ha vinto lo sport soprattutto, non c'è stato niente, non c'è ci stato... sono dubbi perché tra San Giovanni e Cammarata c'è una rivalità bella, Bella, una bella cioè, rivalità. veramente hanno insegnato a fare calcio a tutta la Sicilia. Una bella questo derby. Complimenti ai Sono ragazzi. belle cose. Alla fine il risultato neanche non ce ne frega Ma neanche non niente. veramente, vabbè, allora, San Giovanni è uscito dai tre A. allora, a Cammarata mi devono scusare perché giustamente loro ci tengono a vincere il derby. Però io sono contento che ha vinto il San Giovanni perché per me ne aveva più bisogno, perché San Giovanni se perdeva erano cavoli amati, quindi io sono contento che ha vinto San Giovanni. Sì, la prossima riceve il Mazzara. E la prossima c'è uno scontro diretto, quindi lì Io penso che se vincono con Mazzara è fuori meritatamente, così San Giovanni, cosa andiamo a fare il prossimo domenica il foglio San Giovanni? Volete il Volete il foglio? foglio? Vediamo, parliamo con Toto Rappa, Vediamo se il foglio arriva pure a San Giovanni. Vediamo. Andiamo in chiusura delle eccellenze, noi abbiamo l'ultima partita, giusto? Anche l'ultima partita. Qui, Allora, io mi unisco al dolore. No, allora abbiamo ricevuto, guarda, io non vorrei farlo perché sono delle mail quando noi rispettiamo, perché quando ci scrivete, noi è d'obbligo. Pure per Leonardo Busi. No, mi dispiace perché abbiamo ricevuto delle mail che sono veramente che, guarda che c'è stata una introduzione negli spogliatoi da parte di 10 elementi dentro lo spogliatoio del Pro Favara, così mi dicono nella mail. Poi io invito ai tifosi del Pro Favara, che sono tutti amici, che se avete qualche cosa da dire ce la dite e noi venerdì lo diciamo, perché come leggiamo le mail del Sena di Falco, leggeremo anche quelle vostre se ce le scrivete. Quindi noi semplicemente però sono delle cose che ti schiacciano, perché la gente fa prima e secondo tempo, addirittura hanno buttato a terra, così c'è scritto, la porta dello spogliatore Sena di Falco, intimidendo i giocatori, e quindi nel secondo tempo c'è stata tutta un'altra partita, tutta un'altra storia. Queste sono cose che purtroppo non posso scherzare su queste cose. A me piace scherzare sul calcio, fare le battute, però se questo è vero, mettiamo il tempo al commissario, perché non possiamo mettere la mano sul fuoco, se questo è vero è una cosa veramente grave perché ragazzi, le partite si vincono dentro il campo. Se si è forti si è dentro il campo, non fuori dal campo. Quindi se è successo questo ragazzi a Favara, avete perso. No, se è successo questo a Favara dovete retrocedere, ma stai scherzando? Quindi se avete fatto questo, perché veramente la stima che ho per Favara, per il calcio a Favara, cioè, ragazzi, io mi auguro che tutto questo non è successo. Voi però lo sapete se è stato vero o non è stato vero, perché e non cerchiamo di nascondere perché poi le cose si verificano. Allora, finché le cose succedono nel pubblico, le parolacce, le papabelli, ragazzi, ma oggi nei campi di eccellenza giocano i ragazzini, non è ai tempi nostri che c'erano i tiziani e ne ammazzavamo con i cani dentro spogliatoio. Oggi ci sono ragazzini di 18 anni, 17 anni, quando entrano persone omoni dentro lo spogliatoio, ragazzi, questi rimangono traumatizzati e non si fanno queste cose, perché i ragazzini li avete pure voi che giocano nelle scuole. No, però l'importante è che poi la federazione si giustamente fa orecchie da mercante, tutto questo, e poi però si fanno le domande, come mai il 40% dei ragazzi ogni anno smette di giocare? Come mai? Facciamo una statistica sociologica, come mai? Per queste cose, ignoranti. Guarda, qua non c'è bandiera, non c'è Sera di Falco, Favara, perché voi sapete che fin dall'inizio noi abbiamo condannato. Per me provare a play-off. Quindi io mi auguro che magari che non sia vero niente, però mi auguro che se è vero il giudice di campo, il commissario di campo abbia scritto qualcosa. Se è vero mi auguro che no, però scusami, se non l'hanno fatto io vado a prendere il nome e poi noi li sputtaniamo pubblicamente, perché onestamente non si può non vedere. Perdonami, però veramente. Però ascolta, noi abbiamo letto una mail.
Sì, ma non letta più, io non ho letta una, ne ho lette io tre di questo discorso. Quindi, ragazzi, fateci sapere, venerdì vediamo cosa succede. Comunque il Cielo di Franco Soli ha fatto ricorso, si appellerà alla procura, tutto quello che deve essere, però a prescindere dal calcio, Vabbè, non uscivamo dal calcio, io invece ho rifatto un'altra cosa. Ma neanche di presente, dai, entrate voi. Ecco, entrate voi. Non doveva, se è successo questo, non dovevate neanche entrare in campo. Vabbè, voi la partita vincetela. E vai, visto chiamate. E basta, comunque ragazzi. Ma che vergogna, ma che vergogna. Chiudiamo così. Però cioè, ma stanno rovinando mica la giornata. A Favara, ragazzi, il Favara merita il calcio, non merita queste cose. A Favara, perché da Favara sono passati grossissimi campioni, grossissimi giocatori, grossissime squadre, grossissimi dirigenti, quindi no, queste cose non si fanno. Se sono accadute, però non è che dite cavolate, guarda che non è successo niente e poi vi lavate la coscienza, voi lo sapete se è successo o non è successo, che alla fine non è che prendete in giro noi. A me non me ne frega niente. No, io lo dico, al contrario dei giornalisti, noi là in questa parte abbiamo come minimo 100 persone, tra giocatori, che gente che era fuori, che conosciamo direttamente. Anche gente che gioca con voi. Gente che gioca con voi, a Favara, quindi evitiamo di prenderci per il culo, almeno noi che siamo in famiglia e gente di pallone, ecco. E comunque forza Favara, perché veramente io... No, ma spero che ci scrivano, spero che ci scrivano, dato che... Comunque, chiudendo questa parentesi, ritorniamo al sorriso. Ciao, Romanato, che vita, mi disgrazia. Dai. Che c'è qua? Chiama io perché già sono incazzato. Via. Già sono incazzato. Ma che è successo in promozione? Ma c'è un casino. Mamma mia. Aspetta, però posso dire una cosa, iniziamo subito. Perricone ale, i cannoli ale, voi i cannoli, se non mi apporto i cannoli veramente, domani al campo succede il delirio, te lo giuro, domani al campo succede il delirio, io voglio i cannoli. Ho detto per questo cannolo e mi ha scritto pure, visto che mi ha scritto nella foto, io ho detto non tornare da Gattilo senza cannoli, ho detto. Non che Delfino hanno vinto a Tazzo. No, niente. Grande partita, Io non so niente che grande partita. Sì. Grande prestazione. Allora ti posso dire una cosa. Giovedì scorso, prima della partita che mi aspettava domenica, hanno fatto un amichevole contro lo Sparta, squadra. Sparta, è una squadra di prima categoria dove lui giocava. Se ufficiale partita di squadra. Ancora, ti voglio dire, Giormelo Santo del dominio pubblico. Io non c'ero, sono arrivato dopo per lavoro. E non ho visto una grande squadra, cioè i Delfini non mi sono piaciuti, te lo dico proprio chiaramente. I Delfini sono forse ammazza. No, non mi sono piaciuti, vero? Non sto scherzando. E infatti anche Christian non era secondo me, diciamo, contento. Christian, tu non devi essere contento. Quando tu non sei contento, basta da lì. Veramente è vero, non sto scherzando. La tuta sempre rossa. Sempre rossa. Proprio imperterrito, è una pista questa cosa. E quindi sto dicendo, non era neanche contento lui. E neanche io mi aspettavo, quindi io sono mannaggiati così, se ne vanno con 30 cannoli nel saccoccio. E invece hanno fatto una grossa partita, ho visto un paio di bellissime parate pure di Muratore, grande portiere del Delfini, uno dei migliori della categoria, perché su questo, magari il resto dell'organico no, ma un portiere è buono, e questo lo sai. No, nel senso, magari i Delfini hanno dei buoni giovani. Hanno dei buoni giovani, però un grosso portiere. Un grosso portiere. E questo è giusto che mi senti dirlo perché, non perché lo conosco, ma perché è vero, anche un grande portiere. Dattilo comunque sia, cioè è giusto adesso bastonarli, perché, ragazzi, noi ve l'abbiamo detto, senza cannoli, voi non visitate. Il pubblico delirio per i cannoli, delirio per i cannoli. Hanno pregato una grossa occasione, è giusto dirlo. Dattilo bocciati tutti, perché già non mi siete piaciuti a Palermo contro il Corso. E infatti. E quindi questo già è quanto dire. Poi avete fatto qualche risultatino con qualche cosa, quindi questa squadra non può andare a dare fastidio a un Paceco che sta andando alla grande però non l'hai detto al solito. Paceco. Ma che Paceco?
3-0 contro il Real Ma io Madrid. solo 13 non faccio, perché poi io lo so, già lo sapevo, sono come Renato Maggio, le so prima di Ora posso dire una cosa, Sì. ci sono delle malelingue, senti, le malelingue, Ecco, questo è il rumore dei nemici, come diceva cioè Maurizio. se dice subito, appena sente subito, Il rumore ma dei con nemici. tutto da cara ne sa. Il rumore Ci dei sono delle nemici. malelingue dove dice ma sto più tranquilla c'è la dopo, quindi non lo so, malelingue, Real calcio però scusa, da calcio, sempre sono, da calcio, dai. Comunque 3-0 e tutti a casa, comunque il Pagiero, Cioè, è una mazzata di... ma malelingue. Però siccome la scorsa partita ci fu il discorso di Ma là, Hai visto no, Fabignano Fabignano va bene, ha lavorato bene. perché Fabignano, Pagiero si presta a vincere questo campionato. E poi c'è capito il campionato, ma io quando eravamo in trasmissione insieme con loro, Quindi dai, complimenti a tutti e basta, complimenti a basta, e quindi per carità. l'anno prossimo vedremo come lavorerete. Quindi, Ritorniamo a noi però. allora, dai, un'altra sorpresa. Dov'è? No, guarda. Io, credimi. Dov'è? Sì, lo so, ma non so che cosa dire. Cioè, non saprei come presentarla. Allora, noi siamo... Ma la presentazione è bella con il tipo Oscar, dai. Tipo, ok, Dai, va bene. allora. Una squadra che era alle prese con un momento super Lo difficile. posso vedere. Un'altra che veniva da una serie di risultati che la stavano tirando fuori dalle acque difficili. C'è l'impianto, dai. Due squadre che lottavano per la sopravvivenza in questa categoria. Il Carini, preso da ostaggio alle nostre critiche, polemiche e battute tutto l'anno. Il Purgatore che aveva trovato risultati incredibili nelle scorse puntate. E perde, viene a Carini e perde. Grande Carini. Applauso! Grazie. Come si suol dire, metà Gex la fa. Beh, con l'unghia E io sono contento, sono veramente contento. Dice, ma chi se fa niente, però la soddisfazione. Bravo. Bravo. Che bello, mi piace il Purgatore, per carità, però che bella Oh, bravo. Ah, dai, chi lo sa? Chi lo sa niente, però Chi lo sa che cosa? No, ma se poi fanno fare, no. Ci sarà un derby secondo me. No, non ci arrivano a fare i playoff, dai, ci sono una vita. I playoff. Oh. Ma sono nei playoff, che cazzo di... No, i 10 punti di sfidare. Ah, vero, 29. Non ce la fa, perché se Si salta il bus. almeno muore la Palermitana se ne salva un'altra. Però 0-0 col Castellammare, 0-0 col Castellammare, ma col Castellammare. Dimentichiamo sempre il Castellammare. Però io la posso dire, Piero, hai ragione, lo so quello già che stai dicendo, ma lo so che i nostri amici, quante volte abbiamo detto Castellammare, grande squadra, grande vittoria, cioè, ha fatto un campionato degnissimo. Però dentro casa. Nomade di campo. Nomade di campo, sì, però dentro casa io ancora non riesco a capire perché il rendimento del FUS sia così altalenante. Ed è una squadra che ha tutti i crismi per dettare legge dentro casa. Non è una squadra che ha difficoltà tecniche, difficoltà atletiche, di organizzazione, cioè è una squadra a cui non manca nulla. Non so cosa dirti perché io quelle poche volte, allora c'è anche le madri per tutti lo Non si poteva avanzare. Allora invitateci, mamma a me tutti i domenica come facciamo? E noi veniamo e poi vincere. Infatti facciamo il campionato spezzatino così noi veniamo un po'. Andiamo a Monreale, e il Monreale, ma non abbiamo parlato di Monreale Montemaggiore. Aspetta, posso fare una cosa? No, la devo fare una cosa. Lo vedi tu? Tu? Hai bisogno di noi, Oh. l'hai capito? No, non lo vuoi che noi ti vogliamo bene, tu hai bisogno di noi. Lo vedi tu? Lo vedi tu? Hai bisogno di noi. Sergio, ti voglio bene. Grande Giuseppe, veramente, finalmente, certo, Montemaggiore, vabbè, io siamo pure palermitani, per carità, però chi aveva più bisogno di questi 3 punti anche era il Monreale, perché Montemaggiore è là, tranquilla, apposta, ragazzi. Ma che bello vedere ritornare, siamo venuti noi e il Monreale ha vinto alla grande ragazzi, e poi veramente un Vigga, ma che gol, 2 gol di Vigga da super campione. Vigga salisse menso, giocherebbe uno dei migliori attaccanti del mondo, Vigga, te lo giuro veramente.
lo voglio bene, lo stimo come giocatore, come calciatore, è fortissimo. Tutto lo ce ne vede, peccato, all'ultimo mese come ce ne vede, però è un grande, mi vado a fatto però, io te lo dico da attaccante, è il secondo che ha fatto da fuori classe, perché dice, senza Cineto, ma non lo vedo, ce ne vedo per fare delle cose, perché in campo è di una furbizia, è troppo bravo, complimenti a Totò perché veramente hai fatto 2 gol eccezionali, poi abbiamo fatto l'articolo su il mio bambino Davide Rizzo e mi ha regalato un super gol, una super punizione che tipo proprio è venuto e dice per Piero Gatto, Manco di Cagolini, però ha fatto un grande gol ora in grado. E quindi, per quanto riguarda il Montemaggiore si è fatta la sua onesta partita, al secondo tempo ha avuto un calo vistoso, perlomeno 1-1 che diciamo che è stato il primo gol, è stato rischiato da forse un'indecisione del portiere che è stata una mezza cavolata, e lì è cambiata la partita a favore del Monreale, che quando il Monreale gioca non ci ne per noi, quindi. E domenica vedremo. Domenica. Io vi ricordo che mercoledì c'è il ritorno col Mussomedi, è andata 1-1 e il ritorno del Foglio. E il ritorno del Foglio a Monreale, perché quindi saremo presenti Foglio a Monreale. È in delirio perché sarà anche lì il pubblico che verrà con il Foglio. E quindi è una cosa bellissima. Va bene. Cosa ci manca? Cosa manca? Allora abbiamo noi. Dignità, Il Dignità, il Cefalù va a prendere questo pari a Trapani, un campo difficilissimo. Ho parlato col mister Minutella, ha un po' da che dire sull'arbitraggio, insomma, però sai, Pino, a me non piace parlare di queste cose, perché quando i risultati vanno sempre analizzati, Pino, è un flusso è uno che sta attento, e quindi tre pareggi consecutivi che fanno. Ora vediamo di prendere, di acciuffare. Io direi una cosa, Pino, andiamo alla caccia di questo secondo posto e ci facciamo i playoff in casa, perché il secondo posto significa fare tutte e 2 i playoff dentro casa. In questo momento sarebbe importantissimo, anche perché facciamo in modo di arrivare secondi, ce la giochiamo e ci può venire fuori, può scappare fuori anche questa promozione in eccellenza, che ormai secondo me penso che sia tardi, anche se sono 5 punti, però il Pacifico difficilmente, anche se domenica riceverà il Monreale che venderà cara la pelle, che il Monreale fino all'ultimo bella partita, se la giocherà. Quindi penso che abbiamo detto tutto. Favignana Saleni 4-6, come esattamente? Grande Favignana, io saluto l'amico che mi ha scritto, una grande partita, una grande prova, e state continuando a fare questo grosso campionato, soprattutto con un Salemi che sta in basso lo fa, siete quasi salvi. Dai, 34. Complimenti a Favignana. Quindi hanno fatto veramente un'impresa con Salemi, è stata una partita bella da vedere. Vinceva 3-1 credo il Favignana, e poi l'ha chiusa 4-6, quindi fino all'1. Però stiamo parlando del Salemi, che è una delle squadre che doveva fare da padrone in questo campionato in maniera dichiarata. Con i valori tecnici altamente a favore della squadra tipo ospitante, non ospitante. Per oggi è tutto, noi vi ringraziamo come sempre, che siamo qui, proprio per voi, anzi ci siete mancati, perché ci siete mancati, lo saprete quanto è niente, ci mandavano delle volte sabato, peccato, però non l'abbiamo potuto, quindi vi chiediamo scusa, venerdì siamo assieme. È giusto, perché poi ormai l'appuntamento è quello, dai. Ormai è un amore, quindi non sappiamo chi siete, ma vi amiamo lo stesso. Quindi che mi faccio dire. Per oggi è tutto, un saluto e un grazie sempre a Mister Piero Gatto e a Salvo Sorci. Ciao ragazzi, ci vediamo venerdì e forza Monreale per quelli. Ciao!